Andrea Agnelli, presidente della Juventus, dopo la non disputa della gara contro il Napoli, ha parlato così in conferenza stampa. È evidente che eravamo tutti qua oggi allo stadio per assistere ad una delle più grandi partite del campionato italiano. Ci troviamo invece a gestire una situazione complessa di gestione della positività al Covid di un appartenente al gruppo squadra, quindi quello che sembra un esercizio estremamente complicato in realtà è un esercizio abbastanza semplice. Quello che dice il protocollo della federazione, che rimanda ad una circolare del Ministero della Sanità approvata dal Comitato Tecnico Scientifico, ci dice che qualora all'interno del gruppo squadra dovesse essere individuato un caso di positività, il gruppo squadra tutto va in isolamento fiduciario presso una struttura concordata con l'ASL territoriale. Poteva essere il colpo dell'ultima ora, ma il ritorno di Stefan El Shaarawy alla Roma sembra essersi complicato proprio quando l'affare pareva concluso. Il faraone doveva tornare nella capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto. A bloccare almeno per il momento il trasferimento sono le cifre. Lo Shenzhen, club cinese che detiene il cartellino, vuole 2 milioni per il prestito oneroso, mentre il Shaarawy ne chiede 4,5 all'anno, numeri che la Roma ritiene al momento eccessivi. Sinisa Mihajlovic ha di che preoccuparsi, visto il report medico del Bologna che informa sulle condizioni degli infortunati Gary Medel e Mitchell Dix. Gli esami cui è stato sottoposto Gary Medel hanno evidenziato una lesione del gemello mediale sinistro con tempi di recupero di circa 45 giorni. Questo quanto si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società rossoblù, che poi continua. In seguito al trauma contusivo rimediato in occasione della partita col Milan, Mitchell Dix oggi è stato sottoposto all'intervento al secondo dito del piede destro con tempi di recupero di circa 2 mesi. Paulo Dybala ha fatto innervosire la Juventus. Come riporta la testata giornalistica TIC Sports, la Gioia ha fatto sapere alla nazionale argentina che sarà presente agli impegni in programma nelle prossime settimane. Questa disponibilità non ha fatto piacere al club bianconero. Dopo aver riscontrato la positività di 2 membri dello staff sabato, infatti, la società torinese aveva posto in isolamento fiduciario l'intera squadra, con i calciatori che potevano lasciare la quarantena solo per allenamenti e partite ufficiali. Queste restrizioni avrebbero dovuto impedire ai giocatori di partire con le rispettive nazionali. Dybala però non ci ha pensato 2 volte prima di disobbedire alle direttive.